Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura caos a bordo di una lussuosa nave da crociera. Un 57enne palermitano, stanco di attendere le bevande che aveva ordinato, avrebbe aggredito un cameriere sfregiandolo al volto con un bicchiere di vetro. Il passeggero violento, così per ordine del comandante, è stato fatto sbarcare in Grecia, primo porto utile, e per lui è scattata la denuncia. Scoperto un vero e proprio tentativo di truffa a Palermo, una donna ha finto di aver trovato un chihuahua ferito per strada e l'ha portato al canile con l'intenzione di farlo curare a spese del comune e risparmiare così i soldi di una costosa operazione. In realtà infatti il cane era il suo e la donna è stata denunciata. Nei guai un 24enne che voleva entrare al Massimino per la partita di calcio Catania-Benevento con un coltello nel borsello, ma è stato bloccato e denunciato. Al tifoso etneo è stato quindi vietato l'ingresso allo stadio con l'immediata notifica di un daspo di 2 anni. Solidarietà a Lampedusa. Nell'Agrigentino un gruppo di migranti è sbarcato autonomamente nella spiaggia di Cala Pisana piena di turisti. Una volta a terra i bagnanti si sono presi cura di loro offrendo acqua e cibo. E in chiusura il meteo, nessuna allerta per domani, il sole continua a splendere nella regione, temperature massime fino a 36 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata!